poche neoplasie come il carcinoma del rene hanno visto in questi anni una vera e propria rivoluzione terapeutica. Abbiamo dall'asco geniturinario sicuramente delle novità supplementari al nostro sapere, al nostro livello di conoscenze e a supporto della nostra pratica clinica. La prima informazione che possiamo darci è che la doppietta, cioè 2 farmaci nella malattia metastatica in prima battuta, sono superiori rispetto alla monoterapia nella gran parte dei pazienti. Questo vale sia per la combinazione tra 2 diversi tipi di farmaci, nivolumab e cabozantinib ad esempio, piuttosto che verso la doppia immuno, nivolumab e ipilimumab. Questo è da considerare standard of care, cioè approccio standard per la gran parte dei nostri pazienti con malattia metastatica. Va detto che abbiamo 4 disponibilità terapeutiche in termini farmacologici di combinazioni, perché alle 2 menzionate va aggiunto pembrolizumab più axitinib o lenvatinib. Abbiamo evidenze aggiuntive anche a supporto delle sequenze, cabozantinib in particolare laddove non utilizzati in prima linea e da considerare trattamento di riferimento, e sappiamo bene che un importante avanzamento di conoscenze è stato dato grazie alla terapia adjuvante. In alcuni tipi di pazienti, quelli a maggior rischio di recidiva, pembrolizumab ha un impatto sullo stesso rischio di recidiva. In ultimo, uno studio innovativo, lo studio che ha cercato di valutare una nuova metodica di imaging potenzialmente in grado di discriminare le lesioni di piccole dimensioni per capire quando queste possono avere un significato di tipo oncologico. Il tutto nell'ottica di salvaguardare magari alcune procedure più invasive, quale la biopsia.